Buongiorno, da Portogallo Remo. Buongiorno Remo. Lei signore che viene da una terra di confine, che tutte le guerre che sono state fatte per secoli hanno insanguinato le sue terre, come mai non avete tolto le spese militari? Si dice da 2 mesi che avete ordinato dei cacciabombardieri. La nostra Costituzione ammette solo la difesa. Fermiamoci che quel tempo sta finendo. Allora, ricordiamo che il Consiglio dei Ministri ieri, fra l'altro, ha riconfermato le missioni italiane all'estero e c'è questo acquisto, ricordiamo, dell'epoca Berlusconi di una pattuglia aerea. Guardi, un esercito, cioè io capisco, qui possiamo andare anche su questioni natali un po'. Se vogliamo avere un esercito e se questo esercito vuole nel mondo compartecipare, perché ormai le missioni internazionali sono queste, vuole compartecipare, deve avere un sistema militare efficiente. Voglio anche dire, non cadiamo nell'illusione che la pace è conquistata per sempre e gli strumenti militari e l'esercito non serve. Non cadiamo in questa illusione, perché non avremo più il problema della Jugoslavia, dell'Austria, eccetera. Ma ormai possiamo ancora il mondo permetterci si le è missioni di pace? globalizzato. Possiamo ancora permetterci le missioni di pace? No, io mi domando... Possiamo permetterci? Posso fare una domanda io a lei? Lei è così certo che noi nei prossimi 40 anni vivremo in pace come siamo vissuti in questi anni? Sono certo che oggi non possiamo permettercele. No, io temo che con quello che esplode il Medio Oriente, perché l'Egitto che è in piazza di nuovo, la Siria che ormai è ma lei risponda alla mia domanda. No, assolutamente, io sono che bene. esploda il allora Medio lei Oriente. capirà che se io penso al bene dei miei figli, mi preoccupo che la pace è la prima condizione. Perfetto, la Germania quanti uomini ha in giro per il mondo? La Germania. No, la Germania li ha. Quanti? Li ha come tutti gli altri, più dell'Italia. Ha più militari all'estero dell'Italia? In tutte le missioni. L'unico problema che la Germania non ha partecipato è stata l'azione in Libia. E basta. In Libano? Ci sono? No. Certo, dappertutto, perché fanno parte la NATO ha un sistema. Vorrei sapere quanti soldati tedeschi ci sono in giro per il mondo. Ce ne sono al pari